Il tram a carrelli 306, carrozzato da Tallero con equipaggiamento elettrico CGE, fu tra quelli acquistati usati dall'azienda di Padova nel 1954. Alcune scene di tutti i giorni. Era frequente vedere dei ragazzini, come in questo caso, appesi ai paraurti posteriori dei tram. Una delle linee tranviarie più frequentate, specie nella stagione balneare, era quella diretta alla spiaggia del Poetto, distante circa 5 km a est del capoluogo. Sulla elettromotrice numero 301 con equipaggiamento elettrico Ansaldo sono appesi i piccoli portoghesi. A seguito dell'espansione della rete filoviaria nella città, avvenuta verso la metà degli anni 50, con una estensione massima di 33 km e 9 linee in esercizio, la STS acquistò un consistente lotto di 36 filobus tipo Fiat 2405 Casaro con equipaggiamento elettrico CGE. Ne osserviamo in transito sulla linea 6 che passa sotto uno degli archi posti sulle alture della città. Nella città alta sale il Fiat 668 Cansa CGE, uno dei modelli più diffusi nelle città italiane. Questo fu il primo tipo di filobus a entrare in servizio a Cagliari nel 1952, che costituì un lotto di 9 unità. Il semaforo lampeggiante all'ingresso della porta sta a sottolineare le possibili difficoltà di incrocio tra i veicoli. Ecco la tranvia per la spiaggia del Poetto, scomparsa e sostituita da autobus a partire dal 18 novembre 1973. Il transito dell'elettromotrice Carminati e Toselli ci induce a riflettere sulle tante soppressioni del mezzo elettrico avvenute in quegli anni nella nostra nazione.